Mare Vivo, associazione ambientalista, scrive ai partiti chiedendo una politica integrata per il mare, il vero protagonista dei cambiamenti climatici. E quando scrive in una nota stampa Rosalba Giugni, nella qualità di presidente dell'associazione ambientalista Mare a Vivo, affermando come il mare gioca un ruolo da protagonista nei cambiamenti climatici ed è sotto attacco dovunque. In Italia abbiamo 8.000 chilometri di coste, 32 aree marine protette e un quinto del Mediterraneo ricade sotto la nostra giurisdizione. Eppure oggi non esiste una vera cabina di regia che raggruppi le istanze dalla pesca al trasporto, dalla protezione alla fruizione e che regoli i temi legati al mare. La salute del mare è il primo strumento di difesa per affrontare la grave emergenza climatica che stiamo vivendo, continua il presidente di Mare Vivo Rosalba Giugni. Negli ultimi 50 anni il mare ha assorbito oltre il 90% del calore causato dai gas serra, dovuti all'attività antropica, aiutando così il processo di raffreddamento del pianeta. Eppure è il grande assente nei programmi politici. Inoltre, dalla chiusura nel 1993 del Ministero della Marina Mercantile con la sua consulta, le istanze legate al mare sono state divise in 10 ministeri diversi ed è mancata una vera e propria politica integrata per l'ecosistema marino. Per questo Mare Vivo ha scritto ai partiti e ai candidati alle prossime elezioni politiche chiedendo di attuare una politica integrata per trovare le giuste soluzioni che sappiano coniugare economia e ecologia del mare, inserendo iniziative concrete nel nuovo programma legislativo e di governo, prendendo posizioni precise in linea con gli obiettivi di sostenibilità definiti dall'Organizzazione Nazionale delle Nazioni Unite. L'associazione ambientalista è impegnata da quasi 40 anni nella salvaguardia e nella tutela dell'ambiente marino e delle sue risorse, richiede la costituzione di una vera e propria cabina di regia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che abbia un potere reale di intervento sulle politiche connesse con il mare, come già succede in Francia con il Segretariato del Mare. La protezione della natura è decisiva se si considera che i sistemi marino, terrestre e atmosferico garantiscono e sorreggono la vita. In questo momento il cambiamento climatico deve rappresentare la priorità di qualsiasi legislatura, perché il nostro futuro dipende dalla salute del mare e la salute del mare dipende da noi. Questo quanto afferma a conclusione del comunicato stampa la presidente di Mare Vivo Rosalba Giugni.